di zingari e nomadi, insomma. C'è il doppio... Cioè, secondo me Nicola sa da mettere a fuoco andante. Perché poi lui ha le potenzialità, c'ha la televisione. Gianni, tu continui, Ma non lo so, ma tu sei sicuro? Gianni? Cioè, ma non lo so, sarà sta televisione, sta trasmissione. Uno arriva qua e dice cose che non... Sei tu che ispiri libertà. Beh, libertà, ecco. Comunque, Nicola Turco, ti faccio lo spot, ti regalo lo spot, solo se mi fai dire il primo disco Alticcio. Alticcio è bella, la foto però la copertina l'ha sbagliata. No, Chi la si copertina può Nicola facesse la copertina con Scagnuzzino? No, devo dire che la copertina... Sì. No, sembra uscito appena dal CERT, però, come si è messo su quello... Lasciatemelo stare, il Don Nicola. Allora, questa è la mia penultima settimana. Non so se gioire, piangere, no, saltare. Gioirai perché poi a settembre riprenderai. Non appena il primo paventerà il suo giorno sul calendario. Hai firmato tu il contratto per me? No, va tranquillo. Ma Consuelo senza di te sarebbe più una Consumit. Senti, non parlai Consuelo. Ma perché? Ma che le davano dire bene? È una delle prime persone di cui mi ha già scordato. Ma no, ma c'è qualche canzone napoletana, ce ne sono milioni di canzoni napoletane che cantano Ma voglio scurdare te. Te ne ricordi qualcuno? È una roba del genere. Come faceva? Ma voglio scurdare Napoli, ma voglio scurdare te. Io penso che Melodie napoletana antica facevano così. No, è così. Però va bene. Ci sono due però me la devi lasciare stare. Sì, la lascio stare. Scusami, qua sto a casa mia un attimo solo. Perdono. Ci sono due poveri disgraziati fuori la porta da quasi un quarto d'ora. I nomadi primi. Ecco perché dicevo stiamo a casa mia. Come a casa mia. Scusami, sono citofona. Secondo me sono chi le prime, pronti all'invasione. Signori, ci sono tutti i nomadi qua. Io lo farei un concerto per i nomadi. Però c'ho di guaglione con casco, quindi apprezzo. Bravi, sono amici miei. Fai una cosa, consuetudine, scrivimelo, mandami una missiva d'amore, grazie, così dico quello che vuoi dire. Mo da scrivi, fammi guardare intanto che c'è Consuelo. Allora facciamo una cosa, adesso mettiamo... Senti, mettiamo... Ma sta carta come vintage, ma rapigliamo. Ma vuoi finire di dire questa cosa? Ci dai del vecchio? Qua facciamo dei quadri e li vendiamo praticamente per originali antichizzati. Non è che vado scordate che si pigliano fuoco magari qualche... No, facciamo dei quadretti e poi li vendiamo. E il quadro suo quanto può valere? Stimato? Quello di Petraroli, non a prezzo quello di Petraroli. Molto bene, me l'ha portata la missiva. Ma questi sono saluti, va bene, ok, ne parliamo dopo. Volevo dirvi una cosa, adesso suono un pezzo, ma disgraziata, suono un pezzo di Gianni Fiorellino, poi tu ti metti al pianoforte e invece facciamo... Qual è il pezzo che vuoi suonare? La fissa dell'ultimo periodo, grazie se Serginio. Ti sposi con lui, grazie. Dammi una voce umana, non voglio fare Nico Desideri, grazie e buona giornata a tutti. E allora, quando dico non voglio fare Nico Desideri, perché scusami Gianni, devo specificare una cosa, sapete che Gianni Nico Desideri fa il cantante, quindi ha bisogno che questo microfono sia bello, pompato, pieno di riverbero e tutta una roba varia, e invece io voglio una voce umana, grazie. Allora... Stamattina la sfida non è una sfida, facciamo visto che questa con te è la penultima puntata, che lacrime. E visto il tuo ritorno a Napoli che sta facendo gioire tanti e tanti, perché finalmente abbiamo a casa una cosa nostra, è tutta nostra, e solo nostra, No, è vostra. È nostra, molto bene. Allora facciamo un omaggio alla musica neomelodica, per cui io ti suono veramente manifesti della musica neomelodica e tu mi rispondi come ti pare. Io ti posso solo rispondere più neomelodico di loro, perché è più neomelodico. Sono proprio il re della neomelodia. Ma io sono il re della comunicazione. O peggio, direi. Voi mi stai sentendo, un re? Maestro, sempre. Parliamo a vuoto. Sempre. Ricordati che ascolto con le orecchie e guardo con gli occhi. No, dicevo, ma sono il re della comunicazione, qua niente succede a calcio. Ettore Petraroli, Ettaro mi piace perché fa neomelodico. Ettore Petraroli, sinceramente, adesso scherzi, sono serio, sei il più forte che potevamo avere nel No, invece no, lui è l'intelligenza messa a servizio a volte anche dell'ignoranza, quindi è un grande. Hai sentito che ha detto? L'intelligenza messa a servizio dell'ignoranza. A volte, ho detto a volte. No, volevo sapere lui è l'unico che sa riuscire a gestire delle cose con una verve unica, secondo me, poi
Questo non è perché voglio venire a Club 91, che ci sono venuto tante volte, o vai pure una volta, passo ma dici. quale Club 91? No, non vorrei che poi non vorrei che ti vedo in un'altra televisione e tu dici la stessa cosa ma lo puoi constatare di turno. Lo puoi constatare, guarda che è difficile che mi escano delle cose dalla mia bocca se non le ho pensate. No, perché devo dire la verità, sono un uomo fortunato, perché insomma qui si scende in guerra e con 150.000 cantanti, invece i conduttori sono veramente pochissimi, per cui insomma se io mi armo bene, quelli 2 o 3 sono e posso sparare a Bressa. Tu pensi che Pippo Baudo è ancora il migliore? E Pippo Baudo è il numero 1. Signori, che può fare? E adesso festeggiamo la musica neomelodica e partiamo con un manifesto. Grazie. Ecco il manifesto. Maria, dove stai? Grandissima lei, grandissimo Casaburi e grandissimo Chiaravalli. Ma c'è tutto in questa canzone. C'è la grandissima Maria Nazionale, ci sono le parole matematiche di Vincenzo Casapuri, Antonio Casapuri, Antonio D'Agostino, Renato. Non può sbagliare un fatto, è una roba veramente. Hai detto che sei il migliore. Con lui, Volevo fare una crasi d'Agostino Casapuri, capito? Arrogante e prepotente, non è possibile. No. La matematica è scagliosa. Ragione e sentimento. Pure lui ci sa pigliare perché stanno succedendo. Ma ne pieno d'attaccato, stai campando incatenato. Tutta me stessa moralmente da distrutto, non lo devo. Tu lo sai che io a Casaburi lo chiamai per scrivere il mio primo disco con lui che era Favole, grazie a questo disco di Maria Nazionale. Quindi ho proprio un ricordo positivissimo. Sentii questi pezzi, me ne innamorai e chiamai l'autore che non sapevo fosse lui. Dopodiché è diventato il mio autore. Ma tu lo sai che Casapuri dopo questa canzone si è fatto un sacco di soldi? Lui dice di no, ma però chi lo può fare dicere una cosa? Casapuri. Quando ti dice Casapuri? Guarda. No, ti dice solo che la SIAE non paga più come prima, che i cantanti non hanno più soldi. Però non soldi. ti dici andando quando ne pigliato. Ti racconta il brutto. È la festa della musica neomelodica e Fiorellino festeggia. Quella brutta strega un giorno te la pagherà, perché a Biancaneve non buona velena. Non pensavo che presto si pentirà, e allora sarà da te a cercare. A Ricenerentola sperduti da città, uscire senza medio ora non ne fai girare, che ci agna a fare, che sto chi fa asciutta, sempre tanto che mi fa innamorare. Bene. È una. No, dico, è una, stiamo facendo la festa della musica neomelodica. Scusa, volevo fare un tentativo che faccio un po' come faccio a casa, no? Metto i CD nel lettore, poi se non mi piace cambio. Grazie. Cursore, molto bene. Che suono sulle melodie di D'Alessio è veramente una consolazione per la mia anima. Viva la libertà! Sono qua. Scusate un attimo, questa canzone di Gigi D'Alessio si chiama Guaglio un c'è e devo dire che quando c'è Fiorellino qua posso mettere di tutto, perché tutte le canzoni, anche quelle arrangiate nei primi anni 90 con il computer, quello da casa, anzi con il fornetto da casa che serve per i toast, e vengono bene. Infatti dopo voglio fare un tentativo con te, con una canzone che mi piace molto, ma secondo me che sente un po' il tempo, sente un po'... bene, suoniamo la festa della canzone neomelodica. Come facevi che so? C'è... Giusto, una cosa così. Ok. Irena guaglione casa e chiesa non sapevano se tra innocenza e ingenuità. Ma ritorna tardi tutte le sere, si ribella e capricciosa, sempre in guerra con mamma. Si gelosa furba e vanitosa, sempre annanzi allo specchio a te truccare, che sei proprio consuelo. Mette sotto in coppia e magazzina, non vale mutandina, per qualcosa che ci femminata fa. Casa e Serge e casa, e cagnato cuore tuoi per chi stucca.
casa di Sergio è bella. Bisogna capire come sta il cuore di Sergio, insomma. Una bomba. Ma è bello delle canzoni neomelodiche, dei testi neomelodici, è proprio questo, insomma, tu ci puoi ficcare dentro, a parte Sergio che li scrive, però insomma ci puoi ficcare la vita di Sergio Donati dentro, la vita di Ciro, di Peppe, di Annalisa, di Carmela, no? E ogni volta... Ci puoi mettere la verità, vedi, ti permette di mettere la verità. Ti permette di mettere la verità. Allora, ci sono canzoni molto belle, neomelodiche, questa che so permettere, per esempio, l'ha scritta Enzo Caradonna tantissimi anni fa, per Franco Ricciardi, però ci sono canzoni dove tu senti che il tempo è passato e che purtroppo andrebbero insomma riarrangiate, ricantate. Ma stamattina facciamo la magia. Io metto No, non me la sa, ecco, di Franco Ricciardi. Meravigliosa. Noi lasciamo il tuo pianoforte attivo e tu ci suoni sopra come se Franco Ricciardi stesse cantando in questo momento. Giustamente in tempo di esami, ieri hanno fatto gli esami, pure oggi. Sì, perché è un esame. Speriamo che lo superi. No, stavo per dire una cosa, poi mi pento, non è che mi pento, perché poi da casa i cantanti dicono chi le tieni capate. Mo dopo Emiliano Cantone al secondo posto c'è Gianni Fiorellino, o al primo posto no, al secondo, che la signora sempre per prima. Per carità di Dio. No, mica potremmo lasciare, no, mica posso lasciare un po' strisce pedonali. A parte che è brava, poi gli voglio bene, ecco. E poi è signore, quindi e poi galanteria, brava. Non esiste proprio. Adesso, scusate, ma immagino imparata. Sergio Donati, tu non c'entravi in questo discorso. Allora, signori, metto Franco Ricciardi, versione originale di Non me la sa, ma come se fosse riarrangiata da Gianni Fiorellino. Sentiamo chi era l'arrangiatore, chi era? Enzo Rossi? Ma proprio che è proprio quella lì. Non so chi è. Sì. E quasi l'alba è giunto già il momento. E siete in punto treno da partire. Lucio, D'Alessio era qui. Ti porterà lontano. Forse ha ragione, sì. Sicuramente non no, questo me la ricordo, bello. Bene insieme. Moriva dall'invidia gente quando ci arriva. È stato così bello stare con te. Ma forse giusto il sogno ad morire. Non m'ho lasciato e non sbatti. Sicuro tu non lasci come capo giù. Ma come lo faccio a me scordare che ti ho dato carezze ma passano se ti fanno solo collare. Dimmi come si può amore mio come faccio a fare. Però è bello questo mamma, è diventato 2 minuti, vedi? Bravo! Bello, prego, complimenti all'arrangiatore. Vabbè, questo è latinesco però, se potesse fare latino, ma sai, gli arrangiamenti, purtroppo gli arrangiamenti hanno, specialmente nel pop, una sostanza ritmica alla quale tu devi fare prima di tutto cura, quindi se io avessi avuto, se avesse manuato tutta la ritmica da qua, si potrebbe portare su una versione latin, su una versione un po' più pop, però parte dalla ritmica, quindi con questo basso e questa batteria diventa complicato. L'unica cosa che posso fare col piano è stare un po' in mezzo, accarezzare delle frasi, dei fraseggi. Ma tu te le ricordi le parole di questa canzone? No, non questo te le ricordi. no, questo no. Bene, festa della canzone neomelodica. Mo la già fai chiaramente. Sì. E mo che faccio? Però posso fare pure una cosa di un altro, diciamo. Devi anche, certo. E mo che canti? Non è un neomelodico, però sicuramente, cioè, nel senso, ancora non ci capite sta cosa, però insomma lui era la nuova melodia degli anni 70, 80, 90. E chi è? Il maestro, il mio maestro. Ok. Cioè nel senso, quello là che mi piace, cioè tutto quanto. Sì, di ascoltare, se non voglio fare brutte figure, prego. Non è vero che è fornuto, tu sai che in da razze di non sape più allora come cagna nei giornate
quando tu non vuoi hanno freddo cuore a gira libertà. Per te l'ora è sempre un'ora, un po' di più, quando è notte stai scedato pure tu. Questa guerra mente e cuore quanto tempo durerà? Io l'ho persa e forse tu l'hai vinta già. Sì, stanotte mi metto paura, più luce mi metto a aspettare e mi addormo su un'anna che stai hai ragione che sono lo scemo, ma con lato che tengo a vedere tu sei sempre tu e nessuno è meglio di te. Allora, bravo veramente, o stronzamente bravo, come preferisci? Stronzamente ti piace di più? Cazzimamente bravo. Cazzimamente bravo. Com'è belle che te l'ho passato. Ecco, cazzimamente, però stronzamente bravo non mi dispiaceva. Allora, scusa Serginio, la festa della musica neomelodica. Magico, senti, le canzoni erano tutte così e la gente era educata ad ascoltare queste canzoni. Quella fu la forza di quel periodo. Bravo. Era così. Bravo. E mo' che già fa? Vabbè, dai, faccio una cosa di quel disco. Si ci dice nei cori che fa, si torniamo a fa amore. Vale la pena fa tardi e tremare quando può dire. Tanto niente succede di mano tu stesso mi dire. Non mi dici che basta, ti prego, mi può accontentare. Voglio ancora un contatto di pelle col fiato alla gola stringnuto con te. Quel ti amo che tu senza forza sai dicere a me. Non ti mettere mai un ruscello a sangue c'è ancora. Si con specchi che sta in ascensore tu torna a truccare. Questa era d'Agostino però, stesso disco. Pensa alla gente a casa, insomma, che ha più o meno la nostra età, no? E, insomma, pensa come gode, insomma, come io lo spero. No, ma è veramente bellissimo. E tu che pensi, caro Sergio Donati? Stai diventando più giovane? Sì, questo è un periodo dove tutti si sono innamorati con queste canzoni, si sono sposati con queste canzoni. Quando vuoi. Hanno fatto i figli che a loro volta stanno crescendo, hai capito? Andando a riascoltare questi brani, pensa che cosa meravigliosa. Ma... Certo, ma insomma queste canzoni servono anche a farti innamorare di nuovo. Tu pensa se la musica napoletana, di tutto rispetto, perché tra 10 dischi almeno 3 sono belli, diciamo, e prima era il contrario. Ma tu pensi se potesse essere un'altra volta quel tempo lì dove gli autori erano pochi e scrivevano tutte delle grandi cose, ma proprio bei pezzi, bei dischi, quello che c'era poi alla fine era una musica popolarissima, amata dai piccoli, dai grandi, dai ceti sociali diversi, perché le canzoni erano belle, c'è niente da fare, i pezzi erano proprio un altro livello secondo me. Sono d'accordo. Pazzo d'amore era un'altra cosa. Oppure lascia stare le cose mie, ma promessa era un'altra cosa. No, ma c'era una cultura diversa, si rischiava di più. Rischiava di più. E i cantanti parlavano di meno. Certo. Anche questa canzone che sto per suonare era un'altra cosa. Grazie. Chi è? Enzo Rossi con forza ad essere. Chi è? Ciro Riccia. Allora, siamo stesso anno però. Stai andando sul 97 sempre. Quello è stato il periodo fondamentale. Qua quando Vagalepre si inventò questa enorme... Se la potevi sparare? No, però si inventò il nome melodico, grazie poi a lui però sono andati pure a Maurizio e Costanza, artisti che non l'avrebbero mai visto, ma anche da lontano Costanza, quindi... Si chiama Prima Volta, ascoltiamo un po'. Non riesci a guardare, poi tirando sui capelli tu fai
secondo me è stato un grandissimo inventore, perché i pezzi di Ciro non erano scritti da altri, erano suoi, quindi magari lasciava collaborare pure in quel caso Enzo Rossi, però erano suoi. Kill va pazzo per te, per me è un'invenzione colossale, cioè proprio secolare. E quindi lui faceva quelle cose lì e le faceva veramente. Poi si inventò la 500 gialla, poi si inventò il modo di vestire, era proprio un cult in quel periodo. E chi riesce a fare questo, secondo me, è un artista. No, è forte, è nella fama, è forte. Molto può piacere o meno, però ha fatto, ha dimostrato di crearsi. E quando uno crea è creatore. È creativo, è un artista. Anche nei pezzi c'era tutto un altro modo di fare, quindi viene fuori il carattere di un artista, no? C'è la personalità. Sì, era unico lui, è ancora unico, carità. Allora, da Napoli, Gianni Fiorellino, la festa della musica neomelodica. Io vi lascio essere un po' nostalgici, vi sto facendo parlare. È molto normale, scusa. È molto bello ascoltarvi, e, insomma, mi piace, l'ho fatto per questo, per sollevare emozioni. Coppa una macchina nera, fatica in da fabbrica, nata montagna e ciubina, è arrivata via Cosara, da busca 1000 lire, c'era nel lire, torna a casa che la schiena spezzata, una spagnoletta che dona, è l'amica più cara che hai, ma quando leva mano, una liberazione, chi lo è tuo padrone, non ti controlla più, ma quando leva mano, tu sei nata guaglione, o spiezzi stu buttone, ecco la libertà, ma quando matrimoni si fanno in danano, per dentro sti quartieri, mi pare una sfilata guardando infidato e cammina, che sto a fare mercato tagliato a misura, se cosa ne vestite, e poi vanno dicendo che l'hanno accattata, o centro della città, che bigotina notte, se scedono distrutte, ieri 5 capille, non sanno asciugare. Aspettano i cantanti strillando e ballando, sono fanze tutte quante, gli sposi in tanto applauso saranno nuanze che non fornisce più. Oh, molto bello. Allora, senti una cosa, adesso facciamo un attimo un tentativo. Tra l'altro, se cercate su internet favole e cercate traduzioni, insomma testo, anzi, della canzone, vi dà anche la traduzione in inglese. Una traduzione un po' maccheronica, infatti per esempio Mo sei rimasta sola diventa You Stay Alone. Allora, gentilmente vorrei, questo per farvi capire quanto i testi napoletani, neomelodici, insomma, riescono veramente ad entrare nella vostra vita con una forza impressionante. Mi suoni una cosa di Mozart, che volevo leggere un po' di favole, un po' del testo di favole. Una cosa lenta? Mozart, Beethoven, suonami quello che cavolo ti pare. No, Mozart si è portato a farti la marcia alla turca. No, quello che vuoi, una cosa classica, che non c'entra niente con favole, che non c'entra niente con... Mi viene in mente un nuovo Cinema Paradiso di Morricone, fa così. Mo sei rimasta ho sbagliato, scusate. Mi ero emozionato sentendo Morricone. Abbasso, faccio ritorna su. Ecco, falla. Mo sei rimasta da sola, non grida nessuna e non vuoi più suonare, perché la favola lui te l'ha data a metà, busciata come Pinocchio. Chi ha scritto che i suoni si possono avverare? Lei gli ha stregato il cuore. Ma tu ti hai ribellato. Quella brutta strega un giorno te la pagherà, perché a Biancaneve non la può avvelenare. Non mi pensare che presto si pentirà. E allora sarà troppo tardi per venire a cercare. Madonna mia. Ma reciti benissimo. Grande direttore. No, grande ma recita testo. veramente benissimo. Allora, questa è la riprova. Mi fai un regalo?
Sì. Con la stessa musica. Sì, con la stessa musica. Mi leggi un testo inglese in italiano? Ecco, allora te lo faccio dopo, però. È tempo di cercarlo. Però volevo dire una cosa, adesso a parte gli scherzi, la recita, la cosa, però questa è a dimostrazione del fatto che queste canzoni, che insomma che tante volte si parla male, sono bellissime, cioè hanno delle parole meravigliose. E sai che cosa mi piace? È che sono il riassunto di tante emozioni, cioè tu con pochissime parole riesci a dire delle cose grandissime. È vero, è vero, è vero. E tocchi veramente la vita di tantissima gente. Non sempre la musica straniera o la musica italiana riesce a fare questo con la stessa forza. Allora, ci prendiamo una pausa, metto un disco in promozione, grazie Serginio. Scusa, prima di andare avanti un attimo, volevo leggere, mi chiamo Damiano e vi seguo per la prima volta in streaming. Sono calabrese ma vivo a Pistoia con un'enorme passione per la musica napoletana. Complimenti a tutti, al mitico Fiorellino e al maestro Sergio Donati, c'è scritto anche a Pistoia. Grazie mille. Poi, ciao, volevo fare un saluto a Gianni Fiorellino. Ciao. Come stai? Come ogni festa di zio Antonio di Milano. Ah, sì. Sai di cosa stiamo parlando? Sì, molto bene. Sì, un bacio, un abbraccio Antonio. Ecco, questo era il messaggio. Ci vediamo come sempre ad ogni festa di zio Antonio di Milano. Esatto. Ogni tua canzone mi fa venire i brividi, continua così, ti voglio bene da Grazia. Un bacione, Grazia. Allora, prima abbiamo fatto, insomma, recitato il testo di Favole su una musica di Morricone. Adesso prendiamo, questo da un suggerimento di Sergio Donati, un pezzo straniero molto famoso, una canzone di Bruno Mars che si chiama Just the Way You Are, che non ha niente a che vedere col pezzo più famoso di Billy Joel. Che faceva... Cantata anche da Barry White, bellissimo. Bellissimo. Esattamente questa. Quella di Bruno Mars. Dai! Fate un inglese maccherone. Bellissima. Il nostro regista ha scritto che non c'è il segnale solo perché c'è il piatto a tavola e vuole andare a mangiare, perché Luigi Turco mangia come creatura e Luna come quelli del nord. Per esempio a Genova mangiano intorno alla mezza. E qui invece se non si fanno le 3 stai fresco. Bene, ma allora a proposito di Bruno Mars, adesso io ti leggo parte di questo testo, insomma, di che cosa diventa in italiano questa canzone. E devo suonare sempre qualcosa di dolce. Qualcosa di, aspetta, abbasso un po' il volume. Che mi possa servire a mettere la stessa intensità. I suoi occhi fan sembrare che le stelle non brillino. I suoi capelli le stanno perfettamente, senza che lei ci faccia chissà che. Lei è così bella e io glielo dico ogni giorno. Lo so. Quando le faccio i complimenti, lei non mi crede. È fatta così, è così. Triste pensare che non vede quello che vedo io. Ma ogni volta che lei mi chiede sto bene, io le dico quando vedo il tuo volto non c'è una cosa che vorrei cambiare. Ah, però è bella, dai. È bella. Posso farti una cosa? Guarda, mi facevi pensare, ti giuro, mi facevi pensare a una cosa che io ho scritto per Gino Da Vinci. Sì, cioè? Come si fa? Ti sei fatta caso? È vero, sì, hai ragione. Guarda, io questa cosa non la conosci. Io ho scritto a Gino Da Vinci. Sì. Tu secondo me non ti conosci. Tu non sai vedere come sei bella. Sì. Non ti sai guardare con stesso orgoglio e gli sta vicino a te. Mamma, bella però, Però è più bella, però è più bella così. Però devo dire la verità, volevamo ottenere un effetto, non ci siamo riusciti. No, guarda, però vedi, il discorso è sempre il giro, il mondo, capito? È sempre il mondo, certo. E volevamo essere cazzimosi, ma non abbiamo usato tanta cazzimma, perché spesso quando insomma, sentiamo i testi in inglese tradotti in italiano, insomma, ci rendiamo conto che sono quasi le letterine ma dei siamo bimbi, stati no? onesti perché siamo andati a pescare a Bruno Mars, cioè, Bene, senti, facciamo una cosa, metto una tua canzone e poi ci salutiamo? È come vuoi tu. Ma la mettiamo, io metterei questa, guarda, cantata con Luna di Domenico, grazie.
sì, bella, bella. Forte lei. E la trovo una delle tracce più belle del disco di Gianni Fiorellino. È bellissima, devo dire la verità, la trovate nel disco di Gianni Fiorellino nuovo e la canzone si chiama Busci e con lui canta Luna di Domenico. Aspetta che ti leggo un po' di cose prima di andare via. Ciao idolo, e quando ci sei tu è tutta un'altra musica. Un idolo come te nemmeno se lo inventi, insomma, nemmeno se ti metti là a farlo con la plastica. Grazie, che gentili. Sono fiera di te, fiera del mito che sei. Un bacio a tutti e a Rosa baci Claudia. Poi voce da brividi, talento unico, bacioni Gianni da Gianni e da Giulia, forse, non ho capito. Poi un cantante eccezionale e nelle sue canzoni traspare una persona sensibile, sei un grande. Gianni, sei straordinario, un artista unico, Rosa da Pozzuoli. Grazie. È più bella la canzone di D'Alessio con la tua musica sopra, quando suonavi Guagliucce. Grazie. Fai brillare la musica con le tue note, le tue melodie, sei un artista completo. Baci Lina da Caivano. Un bacio. Bene, vedi, allora tutta la gente apprezza qualche cosa, Noi quindi mi fa piacere. ci incontriamo la settimana prossima. Posso dire una stronzata da fonico? Divi. Io non sono un fonico eccellente, però voglio dire una cosa da fonico. Sì. Il bello di quando suona Fiorellino è che tu suona e fa una voce, poi fa tutto lui. Il piano di Fiorellino, ti giuro, ha un'espressione eccezionale. Lui, capito, è espressivo anche quando suona. Ma ce ne accorgiamo anche noi che non sappiamo mettere una nota. Grazie maestro, credo grazie. che il bello sia proprio questo, anche perché insomma, questa è una cosa poi vedi che sottolinea un concetto. Quando vengono da fuori, dal nord o vengono dall'Europa e ci dicono ma voi che musica ascoltate? Ma come facite a sentire chi cantante terrificanti? No, non è vero, quei cantanti a Napoli non se li sente nessuno perché noi ci sentiamo molto bene, abbiamo delle orecchie tante e quindi sappiamo distinguere e quindi chiaramente vivendoci dentro sappiamo fare lo scarto, no? È come quando vai al mercatino, devi avere un grande occhio e una grande esperienza e tra 300.000 pezze tu peschi la pezza migliore. Ecco, i napoletani con la musica fanno esattamente questo. Grazie sempre, Ettore. Allora, io e te chiudiamo giovedì, perché chiudiamo questa serie di trasmissioni, piangeremo, rideremo insieme. Io credo che salterò dalla gioia. Giusto per l'estate. Però, non per altro. Sì, beh, certo. Per andare in braccio all'estate. Ma vieni a condurre, vieni a condurre tu. È una cosa che non faccio e non so fare quella. Allora, grazie. Grazie a te. Ci ritroviamo martedì mattina, credo, perché domani vedrete la replica con Franco Ricciardi, lunedì metteranno un'altra replica. Adesso devo fare uno sgarro a Luigi Turco. Perché solitamente che cosa succede? Che io... Ah no, lunedì siamo in onda, non siamo in replica, quindi soltanto domani siamo in replica. Volevo puntavi, certo, già Stevo Mara. Allora no, però, visto che Luigi Turchi io metto la canzone finale e lui puntualmente me la taglia, allora io adesso metto una canzone che non può assolutamente tagliare, così ha da staccare per 4 minuti.